Su 28 arvili di Sardegna est una dinudia, est una dievesta. Si tratta però di una festa differente di tutte le altre, una festa ci teniamo sia della nostra idea. È stessa festa di tutti i sardi, e stanarli una dia accanto, tutto nostro, de sogliazza su girrei, de sagallura ristanisi, de sassara cassetto, giormutius a partecipare e scoprire e tornare a essere sardi. Su 28 arvili di Sardegna si pensa da Sardiesa Sardegna, ma è teste questa festa. Essere una festa nasce per amore del vario noce di comprendere la storia nostra, hermanos e prospetticus. Assai spesso in scuola non sempre si ha l'importanza giusta alla storia sarda, a suo punto che a metà della scuola hanno essi di elementari e intermedias o per i veius del superiores c'è da conoscere la Sardegna, sa storia sua, sa lingua e sa cultura sua. Sa regione, pare con i professori e studiosi di storia sarda, ha sceverato questa data per amore di un fatto che ci da contessio più di 200 anni a noi. Su 28 arvili di su 1794 un cassetto si busca si dà una rivoluzione, sa sarda rivoluzione, contra sa Ercilando comandata a Sisola, il Piemontese. Difatti, come succede in altre regioni e città di Europa e del mondo, in Sardegna fu interrompere sugli ideali della rivoluzione francese 1789. Ma è le poetesse regione autonoma di Sardegna a sceverato proprio questa data, su 28 arvili. Su 28 arvili di su 1794 sa gente Gassetto si può ribellare a sa tirannia di su vicerre Paolo e del funzionario piemontese ci ripianta pizze e spallas del Sardus. Si isola di fattisi del 1720 a pulsi di un periodo storico lungo a sud della corona di Spagna, costeggia un'anno al Savoiasa, dunque a su Piemonte, ci grazie a Sardegna che ha avuto un regno e andà potendo sul titolo del Rese di Sardegna. Il Savoiasa però è trattato s'isola come una colonia, tornando scrupolo su famiglie e c'è da rispettare il diritto autonomistico di sul regno. Aici Sardus, orruscioso di questa situazione, gli hanno mandato a Torino una delegazione di sistamento sul Parlamento sardo, per fare sul re Vittorio Medeo III di Savoia 5 pregunte. La principale cosa della Saria e Sardus e tutto i incarichi più importanti e strategici dell'isola, essendo che i funzionari piemontesi non tenevano per un interesse e nessuna capacità di risolvere i problemi economici, politici e sociali della Sardegna. Difatti, a questo ideale di Romano su sbarco della flotta francese in su Porto Castello sul 1793, il Sardus riteneva di rendere diretto a scariche politiche e militari più importanti della terra soprattutto, ma sul re gli hanno canoni. E si sta dando che il Sardus si vuole ribellare. Ambientare suoi bussetti ha reso un cassetto dei rappresentanti di suo artigo des patriotas, fisente grappa e pedo intorno, ci voltissima ormeda di suo gruppo. Augusto su 28 arvili di su 1794 su vicerre e tutto spiemontesi voltissero acciappato su tenolle su nome di sa diesa ciappa e bocaus a sole corru de cassetto e sussu, leaus a subordo e imbarcaus su una nave. A Saporotto, motivo per la ribellia di Erano, gli hanno partecipato tutti, nobili e massaggi, borghesi e artigiani, c'è una distinzione storiale. A posti di parecchio tempo, la Sardegna si può tornare a scoprire nazione.
Come ornau, cu subintote al video di su 1794, il sartus gli andabattu sagassa e schiemontesoso, poi disponere e comandare fuori da Sissola. Ma e come si podia da riconoscere uno piemonteso di un sardo? Facili, allegando un sardo. Su sardo fu di su modo prolestru poco delle spertare ir nazionali si desistrancio su. Pogustu, quando il rivoluzionario sardo su pianta cammino che alcuni non conoscianta, di domandanta, nada Cicili. Poi girano il sardo, Cicili, in italiano cece, esse un vedo umano da pronunciare. E si conosceva su sardo, si è abituato a narrare dei foetos come nuci, opaci, toponimus commenta Baunuscio, Generusci, oppure Sambenaus commente Magia o Pugetto, per spacor de Vorasa. Saliva sarda, tanto in questa occasione storica, è diventata su simbolo di sacerdotati, delle identità e della rivoluzione. Ma Savoluto non si può fermare se capitali e piglia, si può spainare un tutto sta Sardegna diventando una vera rivoluzione e stanare un movimento cileniano da Savuna di cambiare sul sistema politico e stanare sul feudalesimo. In su 1794 e su 1795 nel salto sul luogo d'oro il massaggio si fu interessato su contro gli abusi del nobilisi, intonando sinno famao de Sardegna de Francesco Ignazio Umano, su canto del rivoluzionario sardo, su attributo sardo e svedatario, plus condotto come procurata in moderare baronessa di Rannia. Su 28 il Natale del 1795 su popolo in armas, guidato da Francesco Cirocco e Giovanni Montola, uno castellaio, uno sassaresu, ianta assediava a Sassari, accanto si volete incongiare sul baronese. Sa città di Fussetti occupata dai rivoluzionari su 29 Natale. Apostasi i rappresentanti della popolazione sul nord della Sardegna e andavano con cazzetto per fare i bali di richiesta d'Ansò. In sola, su viceré tornava a cazzetto. Poi la mano su viceré nuovo Filippo Vivalda e i rappresentanti del testamento gli hanno deciso di inviare a Cabezuso a Giovanni Maria Angiui, giudice di Sarriani in Venezia sui tribunali di Dantu, con il titolo di Alternos, una cassa dei comandanti temporali per cercare di appaciare i rivoluzionari e farli onorare ordini. Ma Giovanni Maria Angiui, commenta Francesco Cirocco, fu di un giacobino e stimava i ideali del filosofo ci hanno ispirato alla rivoluzione francese, commenta Voltaire o Rousseau. Ideali ci hanno e punti considerato su fondamentali sulla libertà della società nostra. Angiui chiamò più da Castello con Sassari sul mese febbraio del 1796 e durante il suo cammino e ha tenuto occasione di ascoltare sketches degli abitanti del Vedritoso e di Sosalto e ha compreso che le condizioni di vita della gente vogliono drammatica sapere. L'ombra capitale di Cabezuso, con le idee ben claras e un buon numero di sostenitori, in Tattari, Angiui, Fussetti un regime di suo popolo in Posta Nuova, commente un liberatore. Sul momento della rivoluzione fu l'ombio, Gian Maria Angiui difatti si fu opposto a Savarti dei sopprimius e gli ha dichiarato di giocare sul feudalesimo e di fondare una repubblica sarda, come in questa francese. Angiui incoraggiò sperata per il saluto di Napoleone, mentre il tempo suia da invadio su Piemonte.
Angioi fu diventato troppo scomodo per funzionare piemontesi, nobili e borghesia conservatore e reazionaria, che voluti contrario a politici sul feudalesimo. Pocusso su vicerre intendia pesarsi in carico dei Andernos e gli apostoli da Lione a Pifesa con Casuma. Tanto giovane Angioi, bandido e rivoluzionario, che ha deciso di muovere con cacassetto contro la vicerre piemontesi con tanto aiuto di buona parte della popolazione. Ma sotto le mese lampadas del 1796 Possetti firmava l'arrestanza. Accanto s'esercito su Possetti derrotato del suo vicerre. Costretto a seguire, si fu ingressiato in domo di uno scandalo ospitato, commenta Michele Opino di Sant'Lussurgiu e una compagnia di artigiani sudescano di aiutato per ribari a Porto Durri per imbarcare con Genova. In Liguria, Giovanni Angioi ha cercato l'aiuto di Napoleone Bonaparte per organizzare uno sbarco in Sardegna, ma poi de Badasa, essendo che nel 1796 i francesi hanno firmato con i piemontesi sul trattato di Parigi. Angioi, tanto, si fu in esilio a Parigi, accanto alla morte in suo viaggio del 1808, povero e solo. Post-patriota sardo, la rivoluzione fu da accabbare e per il riso sull'indipendenza. In suo mese lampada del 1812 un altro patriota sardo, Francesco Cilocco, cerca di fare un ultimo sforzo per formare la Repubblica Sarda indipendente. Pari un altro patriota, Francesco Sannacorda, e meda sardo su disserrao sardo, esiliato su Corsica, gli ha barcato di notte, ha preso di scorrere di guardia di Vignola e Longosardo. Ma un bandio caloroso, un certo Mammia, lo si attraisce su e la spedizione in Callura fu accabare in maniera tragica. Mentre il patriota sardo fu distretto un prigioniero, torturato e morto, come fu capitato proprio a Francesco Cilocco. La rivoluzione sarda fu accabare, il sardo rivoluzionario fu distretto perseguito e morto da piemontesi. Este per questo motivo che su Pintotti Alvini si veste da Sapienza Sardegna, posto venere tutto siamo interrato per tornare a Sardegna una terra giusta, libera e indipendente, come a Leonora del Borea, Asicola, Ios, Leonardo Aragon, ma per Giovanni Maria Angioi, Francesco Cilocco e tutti gli altri patrioti della Santa Rivoluzione.